Il piroscafo ci aveva sbarcato ad Olbia. Di lì, su questo pullman, per la prima tappa, Alghero. Da costa a costa attraverso la Gallura, la terra del granito e del sughero. L'invito del Centro Democratico di Cultura e di Documentazione era stato accolto con entusiasmo. La Sardegna, una terra da scoprire. Mentre Giuseppe Ungaretti sogna versi nuragici, la solita preoccupazione affligge Giacomo Antonini: arrivare in orario. Carlo Bo e Leone Piccioni pensano forse con un pizzico di nostalgia al Moscato di Tempio. C'è anche Ornella Sobrero, che ha meticolosamente accordato il proprio vestito alla mutevolezza del paesaggio. Nicola Signorello, direttore del centro, ha fatto buona compagnia a Domenico Rea, che ha macerato sigarette e parole, al contrario di Giulio Cattaneo, ammiratore silenzioso. Mentre Piero Bigongiari ha fatto da angelo custode a Giuseppe Ungaretti. Breve il tratto fino a Castelsardo, un promontorio a picco sul mare, già baluardo contro i saraceni. Una pace serena regna in questo lembo di dolce e silenziosa bellezza. Alghero, la Barceloneta catalana, ci si presenta in napoletano. Sono i corallini, pescatori stagionali. Lavorano da marzo a settembre. Non sempre ricavano quanto speravano. Quest'anno la pesca del corallo è andata piuttosto bene, ci sembra, no? Ebbene, come ho già detto prima, veramente è stato per 4-5 barche andate bene andate. Le rimanenze siamo andati, siamo andati discreti. Il corallo lo pescate qui ad Alghero e poi lo portate a Torre del Greco? Sì, a Torre del Greco viene portato. E gli algheresi come mai non pescano il corallo? È una pesca che non hanno mai effettuato loro. Non hanno i mezzi, forse? No, non si sono mai messi a fare questa pesca. E a voi vi vedono di buon occhio? No, veramente un po' con l'occhio sinistro, guarda. E perché? Forse per il comportamento, insomma, di questi giovanotti che abbiamo a bordo. Di questi ragazzi? Quanto guadagnano questi ragazzi? Poca roba, guadagnano dalle 5, 6, 4, a seconda... Ed eccoli, i giovanotti di bordo. Tu sei il capitano, vero? Sì. Capitano dei ragazzi, naturalmente. Quanto guadagni al mese? 12.000 lire al mese. E c'è qualcuno che guadagna meno di te? Sì. Quanto guadagna quello che guadagna? 6.000 lire al mese. Ah, tu sei il più bravo? Sì. E dimmi un pochino, ad Alghero la gente come ti guarda? Cattivo. Perché ti guarda cattivo? È perché sfrutta le ragazze. Sfotti le ragazze. Una volta sinonimo di acquitrino e desolazione. Oggi è bonificata. Dal 51 vi opera l'ente di trasformazione agraria e fondiaria della Sardegna. Ma come è avvenuto qui lo scasso del terreno? Con quali sistemi, con quali mezzi? Lo scasso del terreno qui è avvenuto con dei mezzi potentissimi, con dei trattori di 150 cavalli e con degli arate da 40 quintali, alla profondità di 1 metro. Ci interesserebbe di vedere qualcuno di questi coltivatori venuti dalla Venezia Giulia, è possibile? Sì, adesso lo manderemo a chiamare, così parleremo anche con lui e vi renderete conto di quello che si fa in questa zona. I coloni provengono dall'Istria. E da quanto tempo si trova qui? Da 5 anni. Da 5 anni. E che cosa ha avuto, un campo? Ho avuto 4 ettari di vigna. 4 ettari di vigna? Di solo vigna? Solo vigna. E qui sardi, come vi trovate? Ben. Ah, gente brava. Presto lasceranno il lazzaretto. Sta per sorgere infatti la borgata residenziale di Porto Conte per una comunità giuliana di viticoltori pescatori. Oltrepassata a Sassari, ci appare nella vallata di Codrongianus la basilica della Santissima Trinità di Saccargia. In stile romanico pisano, fu costruita sulle rovine dell'antico monastero benedettino che risale all'XI secolo. Anche Domenico Rea è costretto ad ammirarne il campanile alto 40 metri in liste bianche e nere di calcare e trachite. Poco lontano dalla basilica, vicino a Torralba, la reggia nuragica di Sante Antine. Per Gavino Caria, il custode, tempo e costumi passano lentamente. Erudito e cordiale, Marcello Serra ci introduce tra le pietre millenarie. Questo è il nuraghe più complesso della Sardegna, tanto che i sardi, colpiti nella loro fantasia dalla solennità di questa costruzione megalittica, l'hanno chiamata la reggia nuragica e domina tutta la piana del Logudoro ed è coordinato, collegato con nuraghe Hoes,
Oves, e altri nuraghi che dominano la piana e la sorvegliano. Probabilmente il primo impianto di questo nuraghe, questa parte centrale, la torre centrale, questo vedete l'ingresso che porta poi al piano superiore, ma in origine erano 3 piani, è coordinato con altre 2 torri. Torniamo alla luce. Nell'interno, troppo scuro per l'obiettivo, corridoi, nicchie, celle, scale a spira ci hanno dato una visione suggestiva della vita e degli usi di 5.000 anni fa. Un po' affannati, giovani e no, sul terrazzo battuto dal vento. Di qui si domina tutto il Logudoro. Molta cautela nella discesa. La scala è un po' vecchia. Mentre ci tratteniamo ad ammirare il bastione che circonda la torre centrale, Giuseppe Ungaretti e Gavino Caria si scambiano arguzie civico-campagnole. Quanti anni è che è qui lei? 22 anni. 22 anni? Ma come? Questo affare qui ha 22 anni soli? No, la pietra ha più di 100 anni. Più di 100 anni? La pietra, sì. Solo 100 anni? No, più, ma io non lo so. Perché non c'ero quando ha fatto la pietra, non c'ero qua. E quanti anni ha lei? 85. 85 anni. Fra 20 anni torniamo qui e ci ritroviamo, eh? Ci troviamo, sì. È finalmente di nuovo asfaltata la strada che ci porta ad Oristano, quarta provincia in pectore, già sede di un glorioso giudicato, dove oggi fervono qua e là opere di rinascita, come a Masongiu. Il cantiere si estende per circa 1000 ettari, la maggior parte dei quali già trasformati. Risolve in parte il problema della disoccupazione, impiegando... Avete un lavoro continuo? Oh, ma questo lavoro sarà per poco, sarà per pochi mesi, insomma. E dopo che farete? Ma non sappiamo ancora. Se poi si daranno altri appalti, altri lavori, la ditta seguirà sempre a lavorare. Forse probabilmente anche nell'Etava, insomma. Ma non ci avete periodi di grande disoccupazione? Oh, noi abbiamo fatto un periodo di 6-7 mesi, ma molti anche da 1 anno, 1 anno e mezzo, 2 anni anche. Di disoccupazione? Di disoccupazione. E come siete... Oddio, firmando la disoccupazione e facendo qualche cosuccia, insomma, così. Vero, con l'agricoltura, con poca paga, insomma, una paga di 500 lire. Beh, non basta a soddisfare la famiglia e i nostri bambini, insomma. Nella zona l'infezione malarica era gravissima. Oggi può considerarsi ormai del tutto debellata. A Masongiu è in ultimazione la borgata di Sant'Anna, 70 case coloniche che si aggiungeranno alle centinaia di case sparse. In una di queste casette siamo intervenuti in soccorso del romano Caproni, alle prese con difficoltà di vocabolario. Io l'ho già vista la casa, che è molto bella. Vieda. Sì, bella, bella. Tenuta bene, pulita poi. Ho visto però che lei ha il PB gas, il gas. Eh? Non capisci? Teneri su BB gas, Fustetti. Teneri su gas a Sagacitella. Sì. E perché cucina ancora alla maniera antica, col fuoco sotto? Perché? Sì. Nella puita Fustetti cucina con su fuoco a zutta. Ah, che non Ho sia visto- buono, lui sta cucina. Dice che non è capace ad accendere la cucina. Ah, perché ha paura? Sì, ma Ha sì. paura che scoppi. Sì, sì. Ah, ma non scoppia. Ma Devi non imparare. riuscivo. E sa radio da Reneri, Fustetti. No, no. Puita, non Reneri sa luce elettrica. No. No. Dice che non ha la luce elettrica e quindi non può sì. avere la radio. L'analfabetismo è uno dei problemi più pressanti ed urgenti. In questo senso stanno operando la Regione Sarda e il Ministero della Pubblica Istruzione, che ha in progetto dei carri scuola per garantire l'insegnamento nei paesi più isolati. È una delle poche zone ridenti, il Campidano, che attraversiamo per giungere nella capitale. Strana città, appollaiata su un colle al vertice del Golfo degli Angeli, che ricorda vagamente la Mecca. Contava 38.000 abitanti 100 anni fa. I solerti 150.000 di oggi hanno operato il miracolo della ricostruzione. Nel 1943 era stata pressoché rasa al suolo. Cagliari è praticamente l'unico porto della Sardegna. Come tutte le città in ascesa ha molti problemi, anche questo che forse è uno dei più preoccupanti. Qui siamo a Nora, a 30 km da Cagliari. L'antica città, di probabile fondazione fenicia, fu centro e porto di notevole importanza sotto i cartaginesi e sotto i romani. La zona va assumendo oggi grande importanza turistica, anche per gli spettacoli all'aperto in occasione della primavera sarda. Proseguiamo verso Carbonia, il più caratteristico e il più giovane centro minerario di tutta l'Italia.
giacimento si estende per 100 km quadrati con una consistenza di 500 milioni di tonnellate. Le 3 miniere di Serbariu, Cortoghiana e Seruci sono in fase di evoluzione secondo un programma che prevede una produzione di carbone sulcis costante e pari ad 1 milione di tonnellate all'anno e una produzione crescente di carboni destinati alla centrale termoelettrica di Porto Vesna. E lei è da molti anni che lavora in miniera? 26 anni. Quindi la miniera la conosce bene? Quanto pare. E mi dica un pochino, si lavora di più adesso oppure anni fa, quando ancora non c'erano tutti i mezzi meccanici che ci sono ora? Beh, ora si lavora meglio, naturale. Quanto guadagni al mese? Qua che voglio guadagnare? 45, 50, 45, 50, compreso l'assegno familiare, perché non ho neanche assegno familiare. Arrivo a 60.000 lire con l'assegno familiare. E quante ore di lavoro fa al giorno? 8 ore di lavoro. Dal bacino minerario verso il Flumendosa. Nel paese di Mandas, nel Campidano di Cagliari, ci si ripresenta il problema della scarsità dell'acqua. Senti, l'acqua qui non ce l'avete mai? Qualche ora al giorno. Soltanto qualche ora al giorno? E in che ore di preciso? Di mattina e di sera. Quando l'ente del Flumendosa avrà completato la sua opera, Cagliari e 22 comuni del Campidano avranno un'erogazione totale sufficiente al fabbisogno. Basta in fin dei conti un elmo perché un poeta si senta carducianamente un artiere.